Positivi riscontri avuti circa la prima conferenza internazionale per la costituzione della rete delle università del Mediterraneo, puntare tutto sulla internalizzazione, questo quanto affermato sia dal presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, dottor Mangiacavallo, che dal presidente dell'Ordine degli Architetti, Lamendola. Uno dei tanti tasselli fondamentali che caratterizzano l'attività frenetica e di alto valore formativo dell'Università degli Studi di Palermo e ancora di più del polo territoriale di Agrigento, e noi siamo particolarmente lieti di assicurare quotidianamente il più alto livello di collaborazione. L'argomento che viene trattato oggi non solo è attuale, ma è di una importanza anche economico-sociale fondamentale, perché l'internazionalizzazione ormai è una esigenza globale, è un'esigenza del pianeta alla quale bisogna rispondere con competenza, con professionalità, con una capacità di programmazione che va al di là della gestione del quotidiano. L'Università di Palermo si apre a nuove esperienze, questa è sicuramente particolarmente significativa perché si rivolge a quei paesi del Mediterraneo con i quali si può realizzare non solo un rapporto di collaborazione, ma anche un meticciato culturale che potrebbe ritornare utile ai tanti residenti che provengono da quelle aree e che sono nelle nostre zone, nel nostro territorio. La possibilità di avere docenti, ricercatori, studenti stranieri, oltre a rappresentare un valore economico significativo, rappresentano un momento di confronto, un momento di crescita reciproca che io mi auguro possa trovare attuazione al di là di quello che può essere previsto in un semplice protocollo d'intesa. Conoscendo le capacità dei docenti del polo territoriale di Agrigento e principalmente la determinazione del rettore dell'università, sono convinto che questo protocollo che è stato firmato ieri potrà trovare una facile, concreta, importante, efficace applicazione, e se per questo ci sarà bisogno del Consorzio Universitario di Agrigento, noi confermiamo, anche in funzione di un'ormai concreta e importante esperienza maturata nel settore dei rapporti transfrontalieri internazionali, assicuriamo la nostra totale disponibilità. Sì, siamo contenti di questa iniziativa portata avanti dal Polo Universitario di Agrigento, nella consapevolezza che la nostra terra dovrebbe fruire nel migliore dei modi della sua straordinaria collocazione geografica nel Mediterraneo per recitare un ruolo di polo internazionale di riferimento, di cerniera euro-mediterranea, quindi polo di confronto tra l'Europa e tutti i paesi del Mediterraneo. L'iniziativa di oggi si pone lungo questo percorso, per cui noi siamo molto contenti di partecipare, e devo dire che lungo questa strada noi abbiamo anche altre idee, come quella di istituire una biennale di arte e architettura nella Valle dei Templi. Questa nostra idea diciamo che è stata recepita nel dossier per la candidatura di Agrigento come capitale della cultura 2025, e noi riteniamo che una iniziativa del genere possa attirare gli artisti e gli architetti più famosi del mondo in un contesto che fenomenale, che è quello della Valle dei Templi, per alimentare un confronto proprio sull'architettura. Noi crediamo comunque che la nostra terra possa recitare un ruolo al di là del fatto culturale, ma anche dal punto di vista economico-commerciale, purché però la nostra terra sia supportata dalle infrastrutture che purtroppo non abbiamo. Detto questo, iniziative come quella di oggi sono molto importanti per far maturare questa visione.